Questa trasmissione è offerta da Associazione Pro Musica Ruda. Eccoci in linea qui al punto a Telefriuli con il sindaco di Ruda, Franco Lenarduzzi, che è anche presidente ANCI dei piccoli comuni. Benvenuto sindaco. Buongiorno, ben guardati voi. Un saluto ai vostri telespettatori che seguono sempre con interesse questa sua iniziativa. Bene, allora, caro sindaco, la stazione generale, un po' sappiamo in tutto Friuli siamo in emergenza. Come va a Ruda? Purtroppo è in linea con la situazione generale di grande preoccupazione, di grande tensione. Ormai l'impressione è un po' che tutto sia saltato, no? E che questa pandemia, speriamo appunto con l'evento dei vaccini, si possa in qualche misura contenere, rallentare, andare verso la soluzione, ma in questo momento i nostri centri tamponi, quello che abbiamo organizzato con i 14 medici di base, assieme alla collaborazione chiaramente dell'azienda sanitaria e i tanti volontari della protezione civile che gestiscono il centro, registra quel centro tamponi lì ancora una grande percentuale di positivi. Se consideriamo che 50-60 tamponi al giorno, ci sono metà delle persone che si rivolgono vengono riscontrate col virus, nella nostra zona è un dato piuttosto preoccupante, ancora molto. A livello sanitario anche, perché purtroppo dicono appunto che il virus si è abbassato nel colpire anche le fasce più giovani, e noi abbiamo tanti casi di persone che anche a Ruda sono morti oppure hanno grandi problemi anche di ripresa dopo il virus. Quindi non è ancora una risposta, insomma. No. Ecco, nel frattempo però siete andati avanti con i lavori e mi pare che è stato approvato un bilancio che è stato così apprezzato anche dall'opposizione, mi pare di capire, e per cui ci sono anche delle opere strutturali, ecco, se ne parla, ci dica un momentino cosa succede a Ruda. Sì, volentieri, la ringrazio. Intanto io attesto, diciamo anche dal punto di vista come dire, istituzionale, il ruolo dell'opposizione, che al di là delle posizioni politiche chiaramente molto diverse, l'onestà intellettuale li ha portati a considerare nel merito del tema amministrativo l'ottimo lavoro che abbiamo cercato di fare effettivamente, no? Che consiste sia nel portare avanti diciamo l'ambito del bilancio sano, che di investire trovando risorse al di fuori di quello che è il contenitore comunale che non le ha, quindi attraverso appunto partecipazione a bandi eccetera, quelle risorse per fare opere pubbliche. E lì insomma il lavoro che abbiamo fatto è stato premiato anche dall'opposizione con un'astensione al voto finale. Male, insomma, ecco. No, non è male. Avete un'opera importante che è quella della mineria di Chiozza, sì. Cosa che attendevate, progettavate da tempo, ecco. Trovare quelle risorse e soprattutto riuscire in epoca di pandemia a fare un bando europeo con 19 grandi atti, cioè associazioni temporanee di impresa a livello nazionale che partecipano, pensi solo che hanno fatto anche i 19 sopralluoghi da gestire in momento Covid, tutto, e riuscire a portarlo a termine, secondo me è stata una bella sfida. Adesso abbiamo di fatto affidato la progettazione di 4 milioni e 8 di investimento, e più grazie anche alla collaborazione con la soprintendenza abbiamo stipulato una convenzione per la quale il comune di Ruda farà da stazione appaltante unica sia per i 4 milioni e 8 del CIP che il 1 milione e 8 che ha il segretariato della soprintendenza, sia sempre sull'opera della mineria. Quindi l'ATI è stata vinta, la gara è stata vinta dall'ATI Politecnica Coprogetti Studio Lanza, che è di Pessina e Lanza, una coordinata per fare la progettazione dell'insieme di tutto quanto con 2 filoni separati di finanziamento, che è una bella sfida, insomma, per un comune così piccolo, ecco, sono quasi 6 milioni e mezzo, 7 milioni di euro. Ecco. Complimenti. Ecco, poi c'è anche come presidente dei piccoli comuni dell'ANCI, c'è una riforma che sta a cuore ai piccoli comuni, proprio la riforma della vigilanza urbana, insomma, no? E questo è un problema che tocca un po' tutti i comuni,
non solo per la vigilanza in sé, ma proprio per il servizio che viene dato alla popolazione, che è un po', possiamo dire, un biglietto da visita, insomma, no? Quando una della vigilanza, insomma, ben predisposta e comunque sia attenta, ecco. Come la situazione, Sindaco? Perfettamente ragione. Vede, noi quando eravamo piccoli, vedevamo il vigile urbano come quella figura che guidava il pulmino, faceva il messo comunale, faceva anche la sanzione, ma aveva un ruolo sociale molto individuato. Poi il mondo è cambiato e la figura del vigile urbano da quello è diventato oggi un poliziotto comunale. Ecco, io sono preoccupato su questa figura perché non dobbiamo pensare che questa figura così importante diventi una figura legata a un territorio, come dire, a una centralità che può essere diversa da quella che è il comune. A un sindaco, a un'amministrazione, ai cittadini di un comune servono delle persone che facciano da riferimento. Certo, tenere presente tutte le problematiche di anche repressione, se vogliamo, ma non solo quello. Noi dobbiamo dare un servizio alla nostra comunità e avere in questa figura della polizia locale un appoggio sulle temi territoriali, quindi che resti ancorata nettamente nel comune, non centralizzata. Un po', se mi permette, un po' anche educativo, insomma, no? Non solo repressivo, cioè preveniamo un po' quelle che sono le cose. Prevenire. Io mi ricordo quando il vigile, eravamo bambini e ti fermava per strada, tu avevi paura perché la prima cosa che faceva, vi occhi disi topari. La cosa che, certo il mondo è cambiato, però quel senso di prevenzione ti faceva ritornare alla realtà, più che non fare, come dire, la sicurezza, che fra l'altro è legato, il tema della sicurezza, come dire, tout court, è legato ad organi dello Stato, non possiamo sovrapporre alla professionalità e alla funzione che hanno quelli organi dello Stato. Ognuno al suo posto, soprattutto che siano visibili sulle strade. Perché visibili sulle strade. Uno dei grandissimi problemi che abbiamo noi in Comune Ruda, ma è condiviso da tutti i comuni, è che le strade sono di alta percorrenza, sono ex provinciali, ex regionali, sono statali e su quelle strade si corre tanto. Allora, un comune piccolo cosa può fare se deve chiedere finanziamento, deve chiedere un parere alla regione e passa il tempo ma il problema non si risolve? Se gli toglie anche la potestà di poter dire vai là un po', collaboriamo col vigile per fare questo tipo di cosa, resta veramente poco, ecco. Dipende, cioè va a finire che l'amministratore dipende un po' dai dipendenti, non solo dall'organizzazione, ma anche proprio dello status, no? E quindi diventa un po' una cosa legata che, diciamo così, crea dei problemi. Ecco, la situazione com'è adesso a livello regionale? C'è una legge, no? Perché mi pare una legge che... È una riforma in atto, io la vedo con molta preoccupazione come diciamo dal punto di vista dei piccoli comuni e soprattutto anche dal punto di vista concreto del nostro ambito. Spero che si possa trovare quelle formule di aggiustamento tenendo ben presente che la polizia locale deve rimanere in capo alle funzioni del territorio e deve essere assolutamente non considerata, come dicono tanti miei colleghi, lo sceriffo di turno, ecco, per fare un po' una battuta, ma deve essere uno dei tanti grandi collaboratori a cui l'amministrazione si riferisce per lavorare insieme al servizio dei cittadini in senso preventivo. Ecco, Sindaco, io ho letto un po' sui giornali che a Ruda, nei dintorni, eccetera, più di qualcuno è uno sport, tra virgolette, diffuso in molti comuni, abbandona i rifiuti per strada, no? Li abbandona, quasi una volta abbandonato, non è più mio, arrangiatevi. Questo è una cosa molto, molto pericolosa perché potrebbe sfociare in altre situazioni. E ho visto anche che ci sono dei volontari a Ruda che hanno detto, bene, noi veniamo e puliamo le strade. È una cosa bellissima. Piacere al sindaco di Ruda, no?
Sì, sì, mi hanno fatto un grande regalo perché vede, tante volte si è portati a criticare oppure a dire appunto che c'è chi abbandona, sbaglia, no? È come il discorso della velocità, no? Sì, È sempre la responsabilità personale, se uno poi alla fine le strade si prestano a correre, però se uno corre è perché lui guida male, no? Quindi abbandonare i rifiuti è gravissimo. Il fatto che alcuni cittadini che si trovano insieme per fare una bella camminata insieme, una mattina abbiamo detto, ma sai cosa, io prendo la mia borsetta e man mano che vado a fare la camminata raccolgo su lo schifo che hanno lasciato altri. È un bel atto civile di pulizia ed è un monito anche per far sentire ancora più in colpa chi abbandona, perché se il cittadino fa delle cose positive, soprattutto in questo senso, mette in evidenza proprio chi invece, per fortuna sono pochi, fanno delle cose deplorevoli. Quindi è stato un bellissimo gesto del gruppo di Planck e Ben, nato dopo quella bella vicenda che è stata il progetto Vivi Ruda e che mi auguro continui e anzi sia, come dire, catalizzatore di altre belle idee e soprattutto nuove persone che si aggiungono. anche di esempio agli scriteriati in qualche modo rovinano un po' qualche volta anche la nomea dei vari nostri comuni, perché insomma si gira un po' tutta la regione, in tutta la regione c'è questo, chi più chi meno ha questo problema. Ecco Sindaco, per terminare la nostra chiacchierata, ci sono delle iniziative sociali che il Comune di Ruda insieme alle associazioni sta imbastendo? Mi riferisco per esempio a tante riunioni via streaming, perché ormai dobbiamo parlare così, anche io e lei in questo momento stiamo interloquendo con questo mezzo, no? Che lo stiamo rivalutando. Sì, noi abbiamo già ripreso appunto il grande progetto Vivi Ruda, che è quello appunto che caratterizza il fatto di voler colpire la solitudine non voluta, coinvolgendo e facendo come dire, più attività insieme, coinvolgendo i cittadini e abbiamo, grazie anche all'approvazione del bilancio di quest'anno, messo in campo quel progetto nuovo di una housing sociale che può essere anche come dire, uno spazio di socializzazione una volta che finirà questo virus, per poter riprendere appunto a incontrarsi anche come associazione, come attività di Vivi Ruda insieme e essere, come dire, partecipi di quello che è la vita di una comunità a tutti gli effetti. Insomma, si cerca di dare normalità in questo momento, un po' se vogliamo anche un po' triste, no? Perché questo è. L'importante è che non veniamo abbattuti dall'apatia, ma insomma si dice che il friulano si tira sempre sulle mani, che in qualche modo trova la strada. Speriamo di trovarla, Sindaco. Certamente che sì. Nel frattempo speriamo, noi siamo disponibili a far diventare il centro tamponi anche un centro vaccinale e che questi vaccini possano poi portarci fuori effettivamente dal periodo triste che abbiamo. Bene, allora noi ci salutiamo invece con un sorriso sulle labbra. Certo. Naturalmente auguri al sindaco di Ruda, all'amministrazione e a tutti i rudesi, si dice così. Grazie, grazie. Saluti a tutti i rudesi, mi consenta anche in vista della Santa Pasqua di augurare a tutti buona Pasqua e buona primavera e grazie a lei per i suoi sempre puntuali scambi di opinione. Bene, tanti auguri a lei e alla prossima. Arrivederci, grazie. Questa trasmissione è stata offerta da Associazione Pro Musica Ruda.